Sulla base delle cose dette durante la discussione generale, cercherò, Assessore Calzavara, di motivare le ragioni per cui il gruppo del Partito Democratico voterà contro questo bilancio consolidato. Noi abbiamo detto sia una dichiarazione di voto. Noi abbiamo detto in premessa, lo ha detto, mi è sembrato in maniera chiara la correlatrice, e l'ho ripetuto nel corso di questa legislatura ogni volta che ho parlato di bilancio consolidato, che apprezziamo lo sforzo degli uffici a definire in maniera precisa il gruppo amministrazione pubblica, a darsi delle regole chiare per definire il perimetro di consolidamento, a cercare di costruire un documento che sia, diciamo, utile sotto il profilo contabile. È una premessa indispensabile, dicevo, la correlatrice ha detto una condizione necessaria per cominciare a discutere. Ora però, se lei, venendo a presentarci un bilancio consolidato che non presenta nella sostanza società in dissesto e anzi, a parte un paio di casi, neppure società in perdita, si aspettava di arrivare e prendersi gli applausi, per questa ragione io onestamente le devo dire, e mi pare che abbiamo anche cercato di spiegarle perché questo non è possibile, che gli applausi non glieli possiamo fare. Le ragioni sono moltissime, mi limiterò a indicare quelle due più rilevanti che provano a sintetizzare i tantissimi esempi concreti che abbiamo fatto oggi. La prima condizione: questo bilancio consolidato è privo di elementi che ci consentano di esprimere una valutazione qualitativa dell'azione messa in campo dai soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento. C'è un elenco di cose, un elenco di società, un elenco di risultanze di bilancio, ma noi non abbiamo gli strumenti per poter esprimere un giudizio sul piano qualitativo del se e come questi soggetti hanno lavorato non soltanto in utile, ma principalmente nel perseguimento dell'interesse pubblico. Non c'è scritto in questo bilancio consolidato se le 20 società controllate e partecipate e i 20 enti strumentali hanno lavorato per il perseguimento dell'interesse pubblico, ed ecco perché ci siamo concentrati sul tema degli indicatori. So che lei appunta questo impianto manageriale per cui la performance è il premio di produzione, ma l'indicatore funziona per concedere il premio di produzione nelle imprese private, ma l'indicatore sulle politiche pubbliche è l'unico strumento che abbiamo per poter giudicare l'attività, soprattutto se esternalizzata, come ho cercato di dimostrare avviene in questa regione. Lei prima con una battuta ha detto ciascun assessore ha la sua società. Era una battuta, l'ho specificato, però dà l'idea per cui ogni assessore ha, alcuni anche più di una società, attraverso cui esercitano la loro funzione pubblica, e io devo essere messa nelle condizioni di capire se quelle società hanno agito perseguendo l'interesse pubblico, e lo posso fare esclusivamente attraverso un sistema di indicatori che mi serve sia per la valutazione ex post e che mi serve anche per eventualmente intervenire in itinere per implementare o modificare o correggere il corso dell'attività. Se non abbiamo indicatori efficaci non possiamo esprimere questo giudizio, e tanti esempi sono stati fatti proprio per raccontare che il sistema di indicatori che voi ci mettete a disposizione con questo bilancio consolidato è insufficiente e non è minimamente parametrato, per esempio, alle indicazioni che noi diamo all'interno del DEF a quelle stesse società e enti partecipati. Quindi noi facciamo il documento di economia e finanza regionale in cui diciamo alle società e agli enti: per fare bene, cioè per perseguire l'interesse pubblico, dovete fare A, B, C, D, ma non c'è un momento in cui verifichiamo se quell'A, B, C, D viene fatto. Ecco perché abbiamo parlato di indicatori. La seconda valutazione per cui siamo portati a votare convintamente contro è che in questo bilancio consolidato, più che negli altri, in quelli degli anni precedenti, c'è, a nostro giudizio, una grave mancanza di trasparenza, perché ci vengono negate, io credo volutamente, informazioni cruciali
che ci servono sia diciamo per l'obiettivo di medio periodo, cioè fare una valutazione qualitativa delle politiche pubbliche, ma anche in prospettiva, cioè nel lungo periodo, per capire se il sistema regge. Allora, quando io faccio notare che non è accessibile nel sito pubblico, nel BUR della Regione del Veneto, il bilancio della società Simico, pongo un problema di accesso alle informazioni. E Simico è una società partecipata al 100% da soggetti pubblici. E io vorrei sapere sulla base di quale valutazione qualcuno in Regione del Veneto ha deciso che il bilancio di Simico non può essere pubblico e deve essere segretato. Faccio un esempio, Perché il bilancio di una società pubblica, che se tutto va bene è online su altri siti, nel BUR della Regione del Veneto, citato come allegato in delibera Cielo Missis? È curioso. Così come, no, faccio un esempio, così come se io scopro ora, perché mi viene il dubbio leggendo una frasetta nel bilancio consolidato, che a ottobre 2024 Veneto Innovazione, Veneto Sviluppo non ha approvato il bilancio di Veneto Innovazione e lo scopro per caso qui oggi, senza che nessuno dentro questa relazione abbia citato questo fatto che è rilevante, faccio anche mettere agli atti che resti a verbale, come mai neppure nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti è riportata questa notizia? Anzi, il Collegio dei Revisori dei Conti dice: l'ente capogruppo ha ricevuto la documentazione contabili nella quasi totalità degli enti entro i termini. Chi non l'ha messo entro i termini comunque l'ha consegnata. Cioè non c'è nessuno dell'organo di revisione che si è reso conto o che ha ritenuto opportuno semplicemente segnalare che Veneto Sviluppo non aveva approvato il bilancio di Veneto Innovazione. Ricordo società su cui la Regione del Veneto esercita controllo analogo. È una questione di trasparenza. Io davvero mi chiedo, passi la relazione al documento, ma neppure l'organismo di revisione ritiene questo un fatto degno di nota? Adesso procederemo ovviamente in commissione con le verifiche del caso, ma io voglio sapere, proprio perché sono convinta di quello che diceva lei, Assessore Calzavara, che Veneto Sviluppo e Veneto Innovazione, così come le abbiamo impostate nella proposta, nella legge di modifica, diventano e saranno sempre di più due strumenti cruciali nella gestione delle politiche dello sviluppo di questa regione. E io voglio capire perché Veneto Innovazione, che deve gestire un paio di miliardi di euro dei fondi comunitari, non ha il bilancio approvato a settembre 2024, il bilancio è il 31/12/23. Poi io sa che penso sempre male, siccome questo provvedimento è arrivato tardi rispetto al solito, abbiamo corso in commissione, ha fatto il giro di tutte le commissioni ed è ritornato in primo in 6 giorni. Siccome sono una brutta persona, non è che abbiamo tentato fino alla fine di capire se sto bilancio di Veneto Innovazione arrivava e poi alla fine, dovendo approvare questo bilancio entro il 30 di settembre, abbiamo dovuto chiudere. Ma non è indifferente non dire al Consiglio regionale che una società partecipata al 100% da Regione Veneto dopo 9 mesi non ha approvato il bilancio. Non è un dettaglio. Faccio questo esempio e neppure i revisori dei conti, che dovrebbero aiutare i consiglieri nel loro lavoro, ritengono opportuno dire una parola, ma fosse anche solo: vi informiamo che è tutto a posto, va tutto bene, ma quel bilancio non è stato approvato. Annuncio che chiederemo l'audizione in commissione del CDA di Veneto Innovazione e di Veneto Sviluppo per capire cosa non funziona dentro quel bilancio che, ricordo, dovrebbe gestire tutti i fondi comunitari. Gestirà. Ecco perché, a maggior ragione, peggio ancora, perché non è stato approvato il bilancio, no? Quello con i 2 miliardi di fondi comunitari, quello antico. Ecco perché, Assessore Calzavara, lei non si può aspettare che le opposizioni non entrino nel merito delle cose che ci sono scritte dentro questo bilancio consolidato, perché sennò ci diciamo che non serve a niente,
che è una delle tante burocrazie, come ha detto lei, che l'amministrazione pubblica è farraginosa e burocratica e ci tocca anche fare sta roba. Allora, in un giorno in commissione, esame, illustrazione, veniamo in aula, l'approviamo e va bene così. Ma dovrebbe essere compito di ogni singolo consigliere verificare l'attendibilità dei dati che ci sono scritti. Per tutte queste ragioni. A un'ora e 24. Posso, no? No, chiedo. Per tutte queste ragioni, dunque, a partire dalla impossibilità di esprimere una valutazione qualitativa fino alla mancanza di trasparenza che mi pare abbiamo articolato in maniera chiara, annuncio il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.